torniamo a noi, quindi la nostra associazione a livello nazionale ha organizzato anche dei grandi eventi molto partecipati che, tornando a parlare di media, purtroppo i media nessun media ne ha parlato. Partendo dal 2012 abbiamo realizzato una conferenza molto partecipata nel mese di febbraio, il MIC, si parla di un'affluenza di più di 2000 persone. A questa conferenza hanno partecipato molti degli economisti a livello internazionale della MMT. Un'altra conferenza con economisti a livello internazionale è stata fatta nel mese di ottobre 2012, anche questa molto partecipata, hanno partecipato più di 1000 persone. Durante questa conferenza è stato studiato anche il programma di salvezza economica della nostra nazione. Nella parte finale andremo ad analizzare nel dettaglio. Questa cartina invece fa vedere, anche se non è aggiornatissima, i gruppi territoriali MNT che sono diffusi sul nostro territorio, per testimoniare comunque come siamo una realtà che comincia a diffondersi e che è presente quasi in ogni regione d'Italia. Nel 2013 si è tenuto un tour di economia durante il quale Paolo Barnard e l'economista Warren Mosler hanno tenuto una tappa a disposizione per ogni regione d'Italia, quasi ogni regione. Anche questo è stato un evento molto partecipato, purtroppo anche in questo caso i media non ci hanno dato spazio. C'è stata una tappa anche a Treviso di questo tour. In giugno 2013 si è tenuta la tappa a Treviso del tour Barnard e Mosler con un'affluenza molto alta, in quanto hanno partecipato più di 500 persone. Sono stati invitati anche molte personalità del mondo delle istituzioni, del lavoro. Purtroppo l'affluenza da parte di queste persone non è stata elevata. La MMT non è un qualcosa di nuovo, in quanto ha tutta una portata culturale che risale a, pensate, oltre 100 anni di giganti dell'economia. Quindi partiamo con George Friedrich Knapp, un economista tedesco che è il padre del cartellismo, ossia della scuola economica che descrive il funzionamento della cosiddetta moneta carta, quindi di una moneta che uno Stato sovrano ha la possibilità di emettere senza alcun limite. Questo Stato poi ha un'altra possibilità, che è quella di far sì che per noi settore privato, questa moneta abbia un valore. Per dare valore alla moneta, di fatto lo Stato sovrano applica una tassazione, quindi ne pretende un riscatto. Questo è un concetto che fra un po' vedremo bene di approfondire insieme, parlando anche delle basi dell'MMT e degli altri economisti storici. Quindi passiamo a John Maynard Keynes, che è in assoluto uno dei più influenti economisti del secolo scorso, e lui nelle sue opere, nei suoi scritti, sottolinea proprio l'importanza dell'intervento dello Stato con la sua spesa a deficit per sollevare l'economia in momenti di crisi economica. Vi dice che quando c'è una crisi economica, quindi si è in crisi di domanda, che fa sì che le industrie non vengano, quindi non si crei lavoro, a questo punto c'è solo un ente che può intervenire con i suoi forti investimenti per invertire il ciclo economico, quindi per farci uscire dalle crisi. Quest'ente è lo Stato e lo può fare con le spese a deficit. E fra un po' vedremo come. Abba Lerner è un economista che ha operato, che è stato molto attivo soprattutto negli anni 40 del secolo scorso. Lui è il padre di un concetto fondamentale dell'MMT, lui è il padre del concetto delle finanze funzionali, che è un concetto che spiega che uno Stato sovrano, nel gestire l'economia della sua nazione, non deve affatto basarsi su parametri puramente astratti, quali il debito pubblico, il deficit pubblico. No, deve basarsi su ciò che realmente conta nell'economia, quindi su, ad esempio, di quanti servizi, di quanti ospedali ha bisogno la mia popolazione, o di quanti trasporti, di quanto personale che lavora in determinato settore pubblico c'è bisogno affinché la mia popolazione possa godere di adeguati servizi. Queste sono le domande reali che uno Stato sovrano deve porsi. Mentre altri concetti che lui ritiene del tutto astratti, quali il deficit pubblico,
devono essere tranquillamente mandati a diavolo quando si scontrano con ciò che veramente conta nella gestione economica di uno Stato. Wayne Bodley è un economista inglese, lui è padre di un concetto assolutamente centrale nell'MMT, cioè i saldi settoriali, che vedremo fra poco nelle slide successive. Prima però c'è una distinzione importante da fare quando si parla di cos'è un bene in economia, che è un concetto che viene insegnato fin nei primi anni di facoltà in economia, ma viene regolarmente disatteso dai media e dall'economia mainstream, quindi dall'economia della corrente principale del pensiero economico neoclassico, neoliberista, ossia la distinzione tra beni reali e beni finanziari. In economia ciò che veramente conta sono i beni reali, che sono tutti quei beni che hanno un valore intrinseco, senza i quali di fatto noi non potremmo vivere, non potremmo godere della qualità di vita di cui oggi godiamo. I beni finanziari sono qualcosa, se ci pensate bene, che i soldi è qualcosa che ci deve consentire di accedere ai beni reali, ma che di per sé non hanno alcun valore intrinseco. Perché io una moneta, oppure un bit elettronico che sta all'interno del mio conto corrente, non lo posso mangiare, non lo posso usare per scaldare in inverno direttamente. No, i beni finanziari sono un codice che deve consentirci di accedere ai beni reali. È fondamentale tenere a mente questa distinzione. Adesso veniamo ad approfondire il discorso di cui abbiamo appena accennato e capiremo insieme quindi esattamente cosa sono i saldi settoriali, che è un concetto fondamentale per l'MMT, capito il quale non esagero nel dire che si è compreso un buon 70%, se non di più, del nostro messaggio economico. Quindi diciamo che questo è proprio il concetto centrale che si farà capire l'importanza della sovranità monetaria per uno Stato. In economia alla fine ci sono tre settori principali. C'è il settore governativo, quindi praticamente tutte le amministrazioni pubbliche, in particolar modo nei nostri esempi faremo riferimento al settore governativo di uno Stato a moneta sovrana, che ricordo è uno Stato che ha il monopolio della valuta che emette e che la emette in condizioni tali che non sia legata a nessun bene materiale o ad altre valute. In particolar modo nei nostri esempi citeremo due entità pubbliche molto importanti in questo processo, cioè il Ministero del Tesoro e la Banca Centrale. Il settore non governativo invece è tutto ciò che sta all'esterno del settore pubblico, quindi il settore privato, quindi cittadini, aziende, banche commerciali. Il settore estero invece è tutto ciò che sta all'esterno di uno Stato, quindi tutti gli altri Stati, tutte le altre nazioni esterne all'Italia, ad esempio. Adesso vediamo bene insieme cosa succede all'interno di ciascuno di questi settori e come interagiscono tra loro. Il settore non governativo, come abbiamo detto, è composto da queste entità, quindi ci saranno cittadini, ci saranno imprese e ci saranno banche. E proviamo subito a chiederci una cosa fondamentale. Chi è all'interno di questo settore che di fatto crea il denaro? La risposta del comune cittadino potrebbe essere l'impresa. Dal momento in cui io sono capace di aprire un'attività imprenditoriale che va bene, quindi riesco a vendere il mio prodotto, riesco ad ottenere un forte utile, riesco singolarmente ad aumentare le mie ricchezze. Però attenzione, perché tutto il denaro che io potrò guadagnare da questa operazione qua dovrà necessariamente derivare da un'altra entità all'interno di questo settore, e quella stessa quantità di denaro che io guadagno dovrà necessariamente avere la spesa. Lo stesso funziona così con le banche, perché le banche sono capaci di generare crediti praticamente all'infinito, ma contemporaneamente generano anche debiti. Quindi per ogni più che si genera qua dentro ci sarà sempre meno di uguale entità. Quindi è corretto dire, e matematicamente funziona così, che il settore non governativo, quindi il settore privato, non può generare ricchezza finanziaria netto, non può produrre denaro. L'economia mainstream questo non lo capisce, in quanto per uscire dalla crisi
tutti i discorsi vertono nel trovare una soluzione qua dentro. Quindi nell'aumentare la domanda si vuole far sì che in qualche modo il settore privato riesca a produrre denaro, cosa che abbiamo visto è impossibile. Allora se ho una popolazione povera che non spende e che fa sì che le imprese chiudano, come faccio a risolvere questa situazione? Come faccio a riempire la mia popolazione ad aumentare la domanda aggregata, quindi ad invertire il ciclo economico per uscire dalle crisi? Dovrà necessariamente esserci un'entità esterna al non governo, in questo caso parliamo di governo di uno Stato a moneta sovrana, che l'atto della spesa materialmente in grado di emettere nuova ricchezza finanziaria qui dentro nel nostro settore privato, di cui tutti noi dovremmo netto, quindi senza che nessun altro del nostro settore se ne sia privato. Il governo deve spendere in questo modo, quindi deve ad esempio spendere per costruire un ospedale, quindi produrrà dei nuovi redditi, mentre sarà tutta nuova ricchezza finanziaria netto che circolerà qui dentro. Il governo poi fa un'altra cosa che è quella di tassare. Quindi cos'è la tassazione? La tassazione non è altro che un'attività che consiste nel drenare risorse finanziarie dal nostro settore. In questo caso, questo esempio va bene, perché a fronte di una spesa di 100 avrò una tassazione di 80, quindi io non governo, avrò comunque un più 20 di nuova ricchezza finanziaria netto che potrò utilizzare per risparmiare di più, la cosa ben più importante per spendere di più, quindi per rilanciare l'economia, per far sì che nuove imprese aprono o per far sì che quelle presenti non licenzino. Questa operazione che compie lo Stato si chiama deficit di bilancio, che è quella cosa mostruosa che quotidianamente ci viene descritta da tutti i media, che ci viene detto che è una cosa assolutamente negativa da ridurre il più possibile, ma in verità è questo il ruolo di uno Stato. Quando c'è una crisi economica, lo Stato deve spendere a deficit, quindi di più di quello che tassa, per aumentare la domanda aggregata affinché si inverta il ciclo economico, quindi si riesca ad uscire dalle crisi. E questo assolutamente non è mai un problema per uno Stato a moneta sovrana, perché, abbiamo detto prima, il governo di uno Stato a moneta sovrana di fatto è lui che genera il denaro all'atto delle spese. Quindi il Ministero del Tesoro avrà un computer dentro la banca centrale, quando spende dentro questo computer si generano di meno, che però non rappresentano affatto un reale debito che lui deve a qualcuno, proprio perché lo Stato sovrano è lui un monopolista, è lui che per primo emette la moneta all'atto delle spese. Sfortunatamente un governo mai consigliato potrebbe fare però una cosa diversa da quella che abbiamo visto prima, ossia spendere nel regime di pareggio di bilancio. Il pareggio di bilancio è quella operazione finanziaria che consiste nello spendere da parte dello Stato la stessa quantità di risorse che vengono drenate con le tasse. Se questa è una cosa che ci viene imposta dai trattati europei che attualmente abbiamo sottoscritto, ci viene imposta dal trattato Fiscal Compact, provate bene a immaginare cosa veramente comporta questa operazione in un periodo di crisi come quello in cui ci troviamo. E abbiamo detto prima, in un periodo di crisi la domanda dovrà aumentare o diminuire, dovrà restare stagnante o aumentare. Chiaramente dovrà aumentare. Quindi questa operazione qua materialmente non ci può aiutare, ci lascerà costantemente ogni anno degli zero all'interno dei nostri portafogli, quindi zero di attivo. Noi non potremo in queste condizioni aumentare la nostra domanda, quindi risollevare l'economia. Siamo in una fase in cui abbiamo bisogno di più soldi, non di zero. Il deficit di bilancio rappresenta la differenza tra spesa del governo e entrate nell'arco di un anno. Il debito pubblico non è altro che la somma di tutti i deficit annuali praticamente da quando una nazione esiste. Questa operazione qua che si chiama pareggio farà sì che noi avremo zero di ricchezza finanziaria netto, ma anche il governo avrà sistemato i suoi conti perché non avrà più quegli antipatici meno che abbiamo visto prima, ma pareggerà la sua posizione, avrà di zero, ma questo assolutamente non ci potrà aiutare in una fase come quella in cui ci troviamo. Ma sfortunatamente il governo può fare qualcosa di addirittura peggiore di quello che abbiamo appena visto. È un'operazione che è sempre prevista dal trattato Fiscal Compact che abbiamo sottoscritto, ossia
il governo può spendere, anzi adesso dovrà spendere in regime di surplus di bilancio. Il surplus di bilancio è quell'attività di spesa da parte del governo che fa sì che il governo per i prossimi 20 anni dovrà spendere per noi settore non governativo sempre meno di quello che si tasserà, al fine di ridurre il debito pubblico che attualmente abbiamo a livello del 60% del PIL. Tutti oggi sapete che abbiamo un debito pubblico superiore al 130% del PIL, nel giro di 20 anni dovremmo ridurlo al 60%. Questo farà sì che nel giro di questo tempo spariranno qualcosa come dalle nostre tasche, spariranno qualcosa pari a più di 1.000 miliardi di euro. Questo assolutamente non ci può aiutare, questo distruggerà le nostre vite e la nostra economia. E sono le logiche neoliberiste che ci vengono imposte dall'Europa. Perché ci vengono imposte? Perché lo capiremo nell'esempio della prossima slide, di questa slide. Un economista potrebbe dirci non è vero che il non governo ha per forza bisogno del governo per guadagnare, perché può interagire anche col settore estero. Quindi, se io in Italia, ad esempio, riesco ad esportare alla Germania di più di quello che importo da lei, dal punto di vista finanziario per me può anche andare bene, perché riuscirò comunque ad avere degli attivi e a mandare in passivo alle altre nazioni. Però attenzione, perché basare un'economia su queste logiche, che sono le famose logiche neoliberiste che attualmente sono in vigore, è una cosa di disastroso per la popolazione, perché ci troveremo a dover confrontarci con le altre nazioni in una continua rincorsa alla deflazione salariale, perché per esportare cosa devo fare? Devo tenere bassi i prezzi e quindi dovrò ridurre i costi di lavoro, dovrò ridurre i salari, cosa che peraltro non è nemmeno necessario andare a vedere la Cina o l'India, perché lì vicino a noi abbiamo un classico esempio di queste politiche che è costituito dalla Germania, la quale dall'inizio degli anni 2000 con le riforme AZ sul lavoro ha puntato proprio su questa cosa qua, quindi nell'abbattere i salari dei suoi lavoratori proprio per poter esportare e quindi fare ricchezza solo delle grandi aziende neomercantili esportatrici, non della popolazione, proprio perché la domanda interna per poter esportare deve essere tenuta bassa, quindi la popolazione deve essere impoverita con surplus di bilancio. La domanda interna deve essere abbattuta proprio perché i beni non devono essere consumati dentro le nazioni, devono essere esportati per fare l'interesse di queste grandi realtà neomercantili che oggi comandano l'Europa. E se non credete a quello che vi dico io adesso, sentiamo cosa dice Mario Monti riguardo a questa cosa. Somebody to buy your products. Are you saying you want Germany to buy things from you? Well, we are gaining a better position in terms of competitiveness because of the structural reforms. We are actually destroying domestic demand through fiscal consolidation. Hence, there has to be a demand operation throughout Europe, a demand expansion. As you pointed out most clearly, we, for example, in Italy are having problems because we have achieved very good fiscal results, but will they really be sustainable in the longer term unless the denominator, GDP, increases through growth? Monti ha detto proprio questo, ha detto che bisogna distruggere la domanda interna, che ci sia una domanda dell'Europa nei confronti dell'Italia. Questo lui propone come soluzione per aumentare il PIL, il nostro reddito nazionale, che è un reddito che però non andrà nelle tasche dei lavoratori proprio perché la domanda interna dovrà essere abbattuta, quindi è una ricchezza che andrà alla fine verso le grandi realtà esportatrici, le grandi aziende esportatrici, non verso la popolazione che dovrà consumare poco affinché i beni siano esportati. Adesso vediamo una cosa diversa da quella che abbiamo visto prima con l'esempio dei settori, dei cerchi. Vediamo
un classico esempio di Stato a moneta non sovrana. Quindi vediamo come funziona di fatto il sistema euro. In cima alla piramide non avrò più uno Stato dotato di una sua moneta che può tutelare la popolazione. Avrò una banca centrale, e la banca centrale europea, che è costituita dalle 18 banche centrali dei paesi dell'Eurozona, la quale, all'atto della spesa, immette dal nulla la ricchezza finanziaria. Ma chi la dà? Agli Stati, ai Ministeri del Tesoro? No, la dà agli investitori, quindi banche di investimento, fondi assicurativi, fondi di pensione, addirittura anche fondi sovrani esteri. E cosa dovrà fare poi il governo per poter spendere per noi, per il settore privato? Dovrà ogni volta bussare alle porte di questi signori, chiedere i soldi in prestito mediante l'emissione di obbligazioni, e solo dopo potrà spendere per noi il settore privato. Quindi il governo adesso è in fondo alla piramide, non più in cima, è ridotto alla stregua di qualsiasi settore privato che di colpo perde tutta la sua disponibilità finanziaria, quindi perde il portafoglio, perde il suo conto corrente ed è costretto in continuazione a indebitarsi con i mercati dei capitali. Queste sono le logiche dell'Eurozona. Poi, una volta che il governo avrà speso per noi, dovrà drenare nuovamente tutta la ricchezza che ha speso più gli interessi, perché chiaramente questi signori vorranno anche essere pagati per gli interessi, quindi alla fine noi avremo un sistema che ci impoverirà automaticamente, perché il nostro attivo, i nostri risparmi verranno sempre più ridotti. Non è un caso che proprio dall'ingresso dell'euro le cose abbiano iniziato ad andare male dal punto di vista economico, con debito privato sempre in aumento e con un aumento percentuale del PIL anno sempre a livelli contenuti. Pensate che dopo il 2002 il PIL italiano andò come aumento percentuale sopra il 2% solo in un anno, quando grosso modo negli anni 90 questa era la media. Non parliamo poi degli anni 80 dove là avevamo anche punte del più 3, più 4%. Quindi quelli che guadagneranno da questo meccanismo saranno questi signori qui, quindi gli investitori nazionali e internazionali. Quelli che invece si impoveriranno sempre di più saranno distrutti da questo sistema, non a caso, guardate in che condizioni oggi ci troviamo, siamo noi. Noi siamo le vittime e questi signori qua sono i veri vincitori, quindi le banche di investimento, gli investitori. A questo punto direi che abbiamo in mano tutti gli elementi per smentire le grandi bugie che quotidianamente ci vengono propugnate da parte dei media. Per prima, l'abbiamo visto anche prima, il debito pubblico. In uno Stato a moneta sovrana, il debito pubblico di fatto non è mai un problema, proprio perché se io governo e decido di spendere per la mia popolazione di più di quello che tasso, di fatto arricchisco la mia popolazione. Quando da una parte in economia c'è sempre una contrapposizione, c'è sempre un gioco a due, diciamo. Quando c'è un attore che sta perdendo, c'è necessariamente un altro attore che sta guadagnando. Quindi se io sto spendendo di più di quello che ti sto portando via, necessariamente tu starai guadagnando di più di quello che stai perdendo. Proprio per questo il debito pubblico, il deficit pubblico, non rappresenta altro che l'attivo del settore privato, non il suo debito. Non esiste per lo Stato a moneta sovrana nessun misterioso creditore che sta alle spalle del nuovo governo, in quanto il denaro viene generato dal governo, dal settore consolidato del Ministero del Tesoro e Banca Centrale, all'atto della spesa. Questo non lo diciamo solo noi, lo dicono anche, pensate, economisti neoliberisti quali Alan Greenspan, ex governatore della Fed, cioè la Banca Centrale Americana, che dice proprio questo, poi lo vedremo anche dal vivo. Gli Stati Uniti infatti possono pagare tutti i debiti che si autoimpongono di emettere, tutti i titoli di Stato che emettono, in quanto potranno sempre emettere moneta per ripagare i debiti. Quindi c'è una probabilità pari a zero per uno Stato a moneta sovrana di fare default. Lo vediamo bene da questi grafici qui, questo discorso. Quando io, settore
governativo sto spendendo a deficit, di fatto il settore privato avrà degli obiettivi. Questi sono grafici creati con dati elaborati dal database del Fondo Monetario Internazionale, e si vede proprio come l'andamento tra deficit del governo e surplus attivo del settore privato sia perfettamente speculare. Quando da una parte c'è un debito, dall'altra parte necessariamente ci dovrà essere un credito. Lo vediamo bene anche qui i dati della stessa Banca Italia. Questa è la relazione annuale del 2009. Qui Banca Italia fa un percorso in più, suddivide i tre settori che abbiamo visto prima in ulteriori settori, quindi le famiglie, le società non finanziarie, quindi le imprese, le amministrazioni pubbliche, le istituzioni finanziarie e il resto del mondo. Vedete proprio bene come la somma di tutti i flussi finanziari per questi settori alla fine necessariamente deve essere zero, proprio perché il denaro, non facendo altro che circolare per questi settori, alla fine non fa altro che entrare in uno, uscire dall'altro. Quindi la somma dei movimenti di denaro dovrà sempre essere zero, quindi se qualcuno è in surplus, in attivo, necessariamente qualcun altro dovrà essere in passivo. Le famiglie, per poter essere in attivo, dovranno necessariamente avere un altro attore economico che è in passivo. In questo caso le amministrazioni pubbliche. In economia c'è sempre un vincitore, c'è sempre qualcuno che perde. Non può mai essere che sia il settore privato sia il settore governativo vincano tutti e due. La seconda frode che smentiamo in questa serie di slide è quella relativa alla reale funzione delle tasse e dei titoli di Stato in uno Stato a moneta sovrana. Quindi guardate bene questo schema che ho disegnato. Se io governo di uno Stato a moneta sovrana non spendo nulla, quindi di fatto non emetto ricchezza finanziaria qui dentro nel settore privato, come faccio a venire da voi a chiedervi le tasse? Se io emetto dei bigliettini che voi non potete produrre, posso farlo solo io, come faccio a venire da voi a chiedervi questi bigliettini se per primo io non vi li ho dati? Quindi come fanno di fatto le tasse in uno Stato a moneta sovrana finanziare la spesa pubblica? Non è possibile che un governo ha bisogno dei vostri soldi per poter spendere se è lui che in verità li deve spendere per primo, perché voi non li potete produrre. Infatti questo non è vero. Non è vero che le tasse in uno Stato a moneta sovrana servono per finanziare la spesa dello Stato. Lo Stato prima spende, dopo raccoglie. Le tasse in verità hanno una funzione ben diversa da quella di finanziare le spese in uno Stato sovrano. La prima funzione importantissima è quella di dare valore alla valuta, perché se io Stato do a voi delle monete, ma non ne pretendo il riscatto, il fatto che valore hanno per voi queste monete, potreste anche decidere di utilizzarne una vostra per voi. Se io ad esempio vi do dei bigliettini in questo momento, strappandoli anche da questa servietta, che valore hanno per voi questi bigliettini? La cosa cambia se fuori da quella porta c'è un signore che per lasciarvi uscire pretende che voi consegnate a lui un pezzettino di questa servietta qui. E questa è la prima funzione delle tasse, quindi dare valore alla valuta dello Stato. Un concetto che risale a George Friedrich Knapp, che è quell'economista tedesco che abbiamo visto prima. Un'altra funzione molto importante delle tasse è quella di regolare l'economia, quindi chiaramente in una fase di impoverimento della popolazione, quindi riduzione della domanda, dovranno essere abbassate affinché la popolazione sia più ricca, possa spendere di più, possa rilanciare con i suoi consumi l'economia. In un momento in cui invece sono già al pieno impiego di fattori produttivi, quindi sono potenzialmente già vicino al regime della piena occupazione, solo in quel momento lo Stato dovrà alzare le tasse, quindi di fatto bloccare le sue attività di spesa a deficit, proprio perché in quel momento, non potendo l'economia produrre più beni, più servizi, in quanto sono già in condizioni di pieno impiego, un'ulteriore emissione di liquidità qui dentro potrebbe generare inflazione, quindi come conseguenza non si avrà altro che l'innalzamento dei prezzi, in quanto non posso produrre più beni e servizi.
Un'altra funzione è quella di incentivare determinati comportamenti e disincentivarne altri. Ad esempio il fumo, l'alcol, quei comportamenti ambientalmente sostenibili o meno. Ma assolutamente le tasse in uno Stato sovrano non servono e matematicamente non possono finanziare la spesa pubblica. Adesso vediamo questo video in cui sentiremo anche il presidente della Fed, l'ex presidente della Fed Ben Bernanke, cosa ci dice riguardo le tasse. In the recent C-SPAN, President Obama was asked about the $1.7 trillion debt the government has racked up, along with an $11 trillion deficit, and he had this sobering response. And what point do we run out of money? Well, we're out of money now. We're operating in deep deficits. Do you agree that short-term spending is okay? But he contradicts himself. He wants to spend more money, but he admits we don't have any money. So the question is, where does he get the money? Is that tax money that the Fed spending? It's not tax money. The banks have accounts with the Fed, much the same way you have an account in a commercial bank. So to lend to a bank, we simply use the computer to mark up the size of the account they have with the Fed. The United States can pay any debt it has because it can always print money to do that. So there is zero probability of default. I direct the Secretary of Commerce to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except for amounts and conditions determined to be in the interest of unopposed today and in the best interest of the United States. I am determined that the American dollar must never again be a hostage in the hands of international speculators. Bene, abbiamo visto Ben Bernanke nella prima parte dell'intervista che dice esplicitamente che noi Fed, noi settore governativo degli Stati Uniti, per salvare le banche dalla grave crisi finanziaria che si è generata dopo il 2007, per ricapitalizzarle, non abbiamo utilizzato soldi delle banche e delle tasse. Abbiamo semplicemente creato delle entità all'interno dei loro conti correnti presso la Fed, semplicemente pigiando tasti su un computer. Alan Greenspan ha detto anche lui esplicitamente che il debito pubblico in uno Stato sovrano non è un problema. Nella parte finale abbiamo visto la dichiarazione del 1971 del presidente Richard Nixon, che di fatto sganciò il dollaro dall'oro, e da quel momento in poi si è creata la cosiddetta valuta fiat, cioè la moneta sovrana, che è il sistema in cui oggi ci troviamo ad operare, globalmente parlando. Cioè una moneta di fatto sganciata, il cui valore è sganciato sia da beni materiali sia dalle altre valute. Vediamo ora il terzo fantasma con il quale l'economia neoliberista ci spaventa, vuole farci credere che noi non possiamo stampare denaro, non possiamo spendere a deficit. È il fantasma dell'inflazione. L'economia mainstream ci dirà sempre che ammesso che tu, caro Stato, sia veramente in grado di spendere a deficit, quindi puoi materialmente creare moneta senza nessun problema, poi però, dicendo così, genera un'inflazione. Non farai altro che aumentare il costo dei beni e dei servizi e di fatto tutta la fasulla ricchezza che avrai così creato sarà mangiata da questo gioco qui, quindi dell'aumento del prezzo dei beni e servizi. Cosa assolutamente non vera, in quanto l'economia mainstream, come presupposto, ha quello che i beni e servizi in un determinato momento come quantità rimarranno sempre quelli. In verità non è così, perché l'abbiamo detto prima,
io sarò in condizioni di piena produzione, massima capacità produttiva, quindi massima produzione fattibile di beni e servizi, solo nel momento in cui avrò il pieno impiego dei fattori produttivi, quindi sarò materialmente in condizioni di piena occupazione. Adesso non mi pare proprio che sia così, una disoccupazione al 13,3%, una disoccupazione giovanile al 45%. Per non parlare delle situazioni esistenti in Grecia, in Spagna, dove abbiamo una disoccupazione che ormai è prossima ai livelli del 30%. Paesi materialmente distrutti da queste logiche. Comunque assolutamente non è così, assolutamente non è vero che arricchire la popolazione non fa altro che aumentare i prezzi. Lo vediamo bene nel caso del Giappone. Il Giappone ha un debito pubblico sul PIL che è pari al 230%, alcune fonti parlano anche di valori superiori al 240%, quindi ho un'offerta di moneta, di attivi per la popolazione elevatissima, a fronte di un'inflazione, pensate, che è del 3,2%, quindi assolutamente un'inflazione molto bassa, moderata. Lo vediamo bene anche nel caso dell'Italia. L'Italia negli anni 80, a seguito del nefasto evento che ricordato tutti come divorzio tra Banca Italia e il Ministero del Tesoro, l'Italia nel giro di 10 anni, da quel momento, raddoppiò il debito pubblico sul PIL e nello stesso tempo l'inflazione non è aumentata, bensì è calata dal 22% al 6%. Quindi la scala mobile, che era un meccanismo che a quei tempi consentiva di mantenere intatto il potere di acquisto, aumentava il potere di acquisto di più l'aumento dei prezzi e servizi di anno in anno. Di fatto non è vero che abbia causato inflazione come tutti i media spesso ci dicono. L'inflazione calò di quasi 4 volte in quel periodo. Ma al di là di questo, al di là del fatto che comunque non è assolutamente vero che creando denaro non fai altro che aumentare i prezzi. Adesso guardiamo un'altra serie interessante di dati che ci permettono di vedere un'altra cosa. Nel 1980, come abbiamo appena detto, l'Italia ha avuto la sua più alta inflazione dal dopoguerra. A fronte però di altri dati macroeconomici assolutamente ragguardevoli, perché guardate bene cos'era l'aumento percentuale del PIL nel 1980. Nel 1980 l'Italia aveva un più 3,43% di PIL, una disoccupazione del 7%, e sapete ora quanto sono questi dati qui. Oggi abbiamo un bel meno qui davanti al PIL. Nel 2012 è stato meno 2,4%, nel 2013 meno qualcosa, e probabilmente sarà negativo anche quest'anno. La disoccupazione, l'abbiamo detto prima, adesso è superiore al 13%, a fronte di un'inflazione che era del 22%. Guardiamo bene questo dato, sempre nel 1980, a fronte di quell'alta inflazione che abbiamo visto, guardate bene cos'era il risparmio delle famiglie come rapporto sul loro reddito annuale percepito. 25%, quindi l'Italia era il paese più ricco al mondo in termini di risparmio netto per le famiglie. Più ricco del Giappone, più ricco degli altri stati del nord Europa, il più ricco al mondo, a fronte di un'inflazione del 22%. Questo perché? Perché l'inflazione in economia non è mai un valore assoluto. Deve essere sempre raffrontata da ciò che in realtà il governo fa per tutelare il potere d'acquisto della popolazione. A quei tempi era migliore la scala mobile, che comunque garantiva il mantenimento del potere di acquisto, e come abbiamo visto non è affatto vero che favorisse l'inflazione, perché l'inflazione in quei 10 anni si abbassò sempre di più. Guardiamo bene invece questi dati adesso. Nel 2012 l'Italia ha avuto un'inflazione assolutamente moderata, pari a quella che abbiamo visto prima per il Giappone, quindi 3,3%, a fronte di un PIL del meno 2,5% e una disoccupazione quasi dell'11%. Questo testimoniare ancora una volta come l'inflazione non è mai un valore assoluto in economia. Lo vediamo bene anche col dato del risparmio netto delle famiglie. Nel 2012 il risparmio netto delle famiglie si è ridotto dal 25% che era nell'80
al 3,6%, quindi è diminuito di più di 6 volte. Adesso non abbiamo più alcun meccanismo che consenta di tutelare il nostro potere di acquisto. Quindi, anche se l'inflazione è bassa, ma il tuo potere di acquisto, il tuo stipendio non riesce a stare dietro l'inflazione, l'aumento dei prezzi, tu comunque ti impovererai, non ne fai niente di un'inflazione bassa se il tuo stipendio è stagnante. Un'altra frode che ci viene spesso detta è quella del rapporto che c'è tra svalutazione e inflazione. Ci viene detto che se noi usciamo dall'euro e ritorniamo alla lira, sperimenteremo un'inflazione le cui stime più pessimistiche arrivano a parino dal 20 al 30%, parimenti avremo un'inflazione del più 20 più 30%. Assolutamente non vero, lo vediamo bene nel caso del Giappone, ad esempio. Il Giappone in maggio, aprile e maggio del 2013 svalutò la sua valuta, lo yen, rispetto al dollaro, con picchi anche elevati che hanno raggiunto anche più 26%. Cosa successe all'inflazione in quello stesso periodo? L'inflazione in quello stesso periodo fu addirittura negativa, quindi i prezzi si abbassarono. Questo perché? Perché la svalutazione non può essere pari all'inflazione interna di un paese, influisce in primo luogo nei prezzi di ciò che tu importi dagli altri paesi, ad esempio le materie prime. Poi le materie prime verranno lavorate all'interno del paese per produrre il prodotto finito, quindi non c'è mai un rapporto uguale tra inflazione e svalutazione, ma anche per mille altri motivi, perché comunque anche gli altri paesi dal punto di vista commerciale non hanno interesse a mantenere i prezzi alti se tu svaluti la tua moneta, perché se tu svaluti la tua moneta diventi più competitivo, riesci a vendere di più agli altri paesi. Lo vediamo anche nel caso dell'Italia. L'Italia nel 1992, a seguito dell'uscita dal sistema monetario europeo, che era un sistema che vincolava la lira a un regime di cambi semifissi con le altre valute europee, l'Italia uscì da questo sistema a causa di una speculazione internazionale e sperimentò una svalutazione rispetto al dollaro e arrivò a picchi anche del più 40-50%. Nello stesso periodo l'inflazione in Italia scese. Uscimmo dallo SME nel 92, l'inflazione nel 1993 scese di mezzo punto e nel 1994 scese ancora di più. Cosa successe nello stesso periodo? Successe che la nostra bilancia nel confronto delle altre nazioni, quindi il nostro saldo delle partite correnti, tornò ad essere positivo dopo anni in cui fatto fu negativo a causa del fatto che avevamo vincolato la nostra valuta con le altre valute europee, quindi avevamo una valuta sopravvalutata rispetto alla nostra economia. Il nostro saldo con l'estero aumentò sempre di più, ma a caso tornò a calare dopo il 1996, anno in cui sciaguratamente rientrammo nello SME. La frode è quella che ci dice costantemente che lo Stato deve comportarsi esattamente come un buon padre di famiglia, quindi deve spendere sempre meno rispetto a quello che incassa. Abbiamo visto negli esempi precedenti come questo di fatto non è il compito dello Stato. Il compito dello Stato non è quello di comportarsi come una qualsiasi azienda o qualsiasi privato, è quello di regolare l'economia dal punto di vista macroeconomico, quindi in condizioni di crisi dovrà spendere di più di quello che toglie la popolazione. Dovrà pareggiare i conti solo eventualmente quando la mia popolazione sarà troppo ricca, quando sarà in piena occupazione, non posso produrre più beni e servizi. Comunque è assolutamente non vero che l'Italia sia stato un paese spendaccione, lo vediamo bene da questi dati che sono tratti dalla Ragioneria Generale dello Stato. Dal 1960 fino a quasi alla fine degli anni 80 la media della spesa pubblica italiana sul PIL è sempre stata di molto inferiore a quella degli altri paesi europei, che sono queste linee viola qui sopra, per poi salire leggermente di più dopo il 1990, comunque restando sempre a valori molto vicini alla media europea. Quindi tutti gli altri ci dicono che gli altri paesi europei erano qui e noi eravamo qui. Assolutamente ciò non è vero.
l'Italia non è mai stato un paese spendaccione che ha speso troppo in rapporto al PIL, al suo prodotto interno lordo. L'altra cosa che ci viene detta è che se noi eliminiamo gli sprechi, i costi della politica, risolveremo tutti i problemi. Facciamo un attimo un confronto tra i costi della politica, i costi che attualmente sosteniamo per rimanere all'interno di questo sistema europeo. Questi sono tutti i costi della politica, quindi sempre dati della Ragioneria Generale dello Stato. Quindi i costi per Camera, Senato, Regioni, Province, Comuni sommati non arrivano di fatto a nemmeno 6 miliardi di euro all'anno, quando i soli costi per sostenere i fondi salva-stati a livello europeo, sono i fondi che diamo ogni anno a livello europeo per sostenere questi meccanismi, quindi su un NES, che è praticamente un fondo speciale che ha il compito di prestare i soldi agli Stati europei in difficoltà, però dopo che questi hanno accettato dei programmi draconiani di tagli alla spesa pubblica e di abbassamento dei salari dei lavoratori. Noi nel solo 2012 a questi cosiddetti fondi salva-stati, che poi gli Stati li affossano, non li salvano, abbiamo dato qualcosa come 30 miliardi di euro, 6 volte tanto le spese della politica. Solo nel 2012. Nel 2014 i soldi che abbiamo dato a questi fondi sono aumentati ulteriormente, sono arrivati a 45 più 15 a 60 miliardi di euro. Ma questo non è nemmeno il costo più grave che sosteniamo. Noi attualmente siamo in un sistema per cui lo Stato per finanziarsi deve emettere titoli di Stato, quindi deve indebitarsi. Questo gioco ogni anno ci costa qualcosa come 90 miliardi di euro. Nel 2015 si prevede questa cifra, il pagamento sugli interessi passivi del debito pubblico, salirà a 100 miliardi di euro. Questi ogni anno. Per quanto riguarda la partecipazione al nostro bilancio dell'Unione Europea, anche qui di fatto ne perdiamo, perché nel 2013 ad esempio, a fronte di fondi che ci sono arrivati pari a un valore di 12 miliardi, abbiamo versato fondi però con un valore di oltre 17 miliardi, quindi anche qui abbiamo un deficit di oltre 5 miliardi. Ma neanche questo è il costo maggiore che sosteniamo. Il costo maggiore che sosteniamo per rimanere all'interno dell'Eurozona è il rispetto dei vincoli di bilancio. Lo vediamo bene da questo grafico. Questo grafico rappresenta l'avanzo primario del nostro paese. Quindi l'avanzo primario che cos'è? Praticamente rappresenta la spesa dello Stato meno le tasse, escluse però le spese per il pagamento degli interessi sui titoli di Stato. Quindi nel 1992, quando di fatto l'Italia sottoscrisse il trattato di Maastricht, l'Italia entrò in regime di avanzo primario, quindi di anno in anno il governo ci ha sempre tolto all'economia reale di più di quello che gli ha dato per le sue spese. Questo ha fatto sì che arrivassimo a un livello reale di impoverimento che abbiamo ora. Lo vediamo da questo grafico, perché proprio in concomitanza con la crisi finanziaria del 2007 l'aumento della nostra ricchezza netta si giocò per adottare un andamento leggermente decrescente. Quello che invece aumentò in maniera spropositata fu il nostro indebitamento privato. Tutti sono dati delle CGA di Mestre, quindi dal 2000 al 2011 o 2012 la CGA di Mestre stima che l'indebitamento medio delle famiglie italiane sia aumentato del più 140%. Questo perché? Perché quando tu, settore privato, non hai più il tuo Stato con la sua moneta che può tutelare la tua ricchezza con la sua spesa a deficit, tu per reperire i fondi hai più possibilità, o esporti o vai ad indebitarti con i settori finanziari privati. Come questo è il gioco delle logiche europee, fare l'interesse di finanziari. Quanto il nostro indebitamento aumentò del 140% nei confronti di questi signori. Adesso guardiamo i dati riguardo al saldo delle partite correnti in conseguenza dell'introduzione dell'euro.
E il saldo delle partite correnti praticamente è una voce di bilancio che racchiude tutte le interazioni di un determinato Stato con l'estero. Quindi, diciamo che una grossa fetta di questo bilancio è rappresentato dal bilancio commerciale, quindi della differenza tra importazioni e esportazioni, ma ci sono anche altri fattori quali il trasferimento dei redditi dai lavoratori o il trasferimento dei redditi dal capitale. Diciamo che una grossa fetta è proprio il bilancio import-export. Guardiamo bene la situazione prima dell'ingresso dell'euro, quindi alla fine degli anni 90. L'Italia